Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura scatta lo stop ai lavori sotto il sole nelle ore più calde in Sicilia. Con una nuova ordinanza il presidente della regione Renato Schifani vieta le attività all'aperto tra le 12:30 e le 16 nei settori più esposti al rischio caldo, estendendo per la prima volta la tutela anche ai rider. 5 impiegati del Consorzio per le autostrade siciliane e un tecnico informatico sono indagati per un presunto sistema di appropriazione dei pedaggi sulla A20. Secondo l'accusa avrebbero messo a segno 266 episodi di peculato, sostituendo i ticket e trattenendo parte del denaro versato dagli automobilisti. Ancora sangue nelle strade di Catania. Nella notte una sparatoria a San Giovanni Galermo ha provocato il ferimento di 4 giovani, tutti presumibilmente minorenni. Tra loro ci sarebbe anche il figlio di un esponente della piazza di spaccio di Trappeto Nord, elemento ora al vaglio degli investigatori. Agguato davanti all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì, dove un 37enne agli arresti domiciliari è stato accoltellato alla testa all'ingresso del pronto soccorso. L'uomo è stato ricoverato, mentre la Polizia di Stato indaga per ricostruire la dinamica e individuare il responsabile. E in chiusura scatta il Daspo Willy per 12 giovani, 7 dei quali minorenni, coinvolti nella violenta rissa avvenuta il 23 maggio nell'Agrigentino. Secondo le indagini, durante la zuffata sarebbero state usate sedie, bottiglie e altri oggetti contundenti, causando anche diversi feriti. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30, buona giornata.